Buongiorno, bentornati. Siamo all'8ª puntata di questo corso online di Friulano per gli enti pubblici, dipendenti, amministratori di enti pubblici. Oggi dedichiamo la giornata a scoprire quelli che sono gli strumenti linguistici che ci sono messi a disposizione per svolgere la nostra attività. Quindi dizionari, traduttori, correttori e cose di questo tipo. Vi sorprenderà sapere che credo almeno, che esiste un sistema molto articolato e c'è un'offerta molto qualitativamente importante e anche piuttosto varia tra cui scegliere. Quindi abbiamo degli aiuti, possiamo contare su degli aiuti importanti per il nostro lavoro. Abbiamo visto nelle puntate precedenti quello che prevedono le norme, quindi cosa bisogna fare, cosa si può, si deve fare. Adesso vediamo come si può fare, d'accordo? Allora, quando uno pensa a un dizionario di friulano, un vocabolario di friulano, la prima cosa che corre alla mente naturalmente è il mitico Pirona. In effetti mi è capitato spesso durante i corsi di friulano che io faccio con persone normalissime, persone anche, diciamo, anche comunque competenti di cultura, che associano l'idea del vocabolario friulano al Pirona, cioè il vocabolario friulano è il Pirona. Allora, questo è storicamente giusto, nel senso che l'opera di Jacopo Pirona, continuata poi dal nipote, è sicuramente un caposaldo nella storia della lingua friulana. È il primo grande vocabolario di lingua friulana e ho scoperto che è anche ora presente in molte case, naturalmente in una delle tante ristampe, non certamente l'edizione originale, anche perché sono stati fatti degli aggiornamenti nel tempo, quindi c'è il Pirona, c'è il nuovo Pirona e vari altri aggiornamenti. Però il Pirona ha un limite. Il limite principale è che è un vocabolario che è nato qualcosa come 150 anni fa, 140. Ora, la lingua naturalmente si evolve, cambia, perché cambia il modo di vivere, cambia il modo di rapportarsi della gente. Quindi un vocabolario di 140 anni fa, sinceramente, non è molto utile. È bello averlo, è interessante, storicamente importante, ma non è utile, non è, diciamo, lo strumento necessario per quello che ci serve. Il Pirona non è l'unico dizionario, naturalmente l'unico vocabolario di friulano, ce ne sono altri. Vorrei solo ricordare così uno che secondo me è molto interessante per la ricchezza di vocaboli e di esempi che vengono citati, che è il Faggin, altro grande vocabolario che però anche lui mostra i segni del tempo. Tra l'altro, entrambi i vocabolari, sia il Pirona che il Faggin, diciamo, hanno la pecca di non essere in linea con quella che è la grafia ufficiale corrente al giorno d'oggi. Esistono poi tanti altri vocabolari più o meno ricchi, più o meno utili, pubblicati nel corso degli anni, in tempi recenti, anche dalla Filologica, da case editrici private e così via. Ma ormai il mondo viaggia online, viaggia in internet, quindi quando noi abbiamo bisogno di tradurre, cercare una parola, cercare la traduzione di una parola, ci viene spontaneo, anche se ho la barba bianca, per esempio anche a me viene spontaneo andare a cercare in un computer, a cercare in internet un dizionario online. L'Arlef, l'Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, tra le tante opzioni che ha nel suo sito, i tanti strumenti che mette a disposizione, c'è anche il dizionario online. Si tratta tecnicamente del Grand Dizionari Bilingual Talian Furlan, che esiste sia in versione cartacea sia in versione online. Noi interessa, diciamo, brutalmente più la seconda. Quindi a questo punto noi digitiamo sul nostro computer l'indirizzo di internet www.arlef.it e iniziamo a lavorare. Vediamo come si comporta questo dizionario online. Eccolo qui, la schermata del Gran Dizionario Bilingual Talian Furlan, e entriamo cliccando semplicemente su Chiale. Si apre già la schermata con il dizionario, una ricerca per lemmi, per parole, una ricerca semplice, quella su cui noi ci soffermiamo perché è quella più immediata, più pratica, di uso comune. Digitiamo la parola che ci interessa, per esempio la parola amicizia, e dopodiché selezioniamo se la parola che a noi interessa, che noi abbiamo scritto, chiedo scusa, è in italiano o in friulano. Quindi se
abbiamo scritto in italiano e vogliamo la traduzione friulana o viceversa. In questo caso amicizia italiano, quindi clicchiamo su Talian Furlan e esce, come vedete, sia il lemma, la parola amicizia, sia una serie di locuzioni, cioè di espressioni che diciamo acquistano un significato particolare o che comunque sono modi di dire, espressioni appunto di uso comune. In questo caso clicchiamo la parola generale. Ed ecco che ci esce la schermata con le varie opzioni, perché giustamente ogni parola può avere più traduzioni che dipendono sia dal livello lessicale che ci interessa, quindi possono essere diciamo corrispondenze più moderne, più antiche, più di uso comune, più elevate dal punto di vista letterario e così via, ma anche magari la traduzione dipende ovviamente dal significato, dal valore particolare che noi diamo in quel contesto a quella parola. Per esempio amicizia come rapporto di affetto, come semplicemente intesa, buoni rapporti, amicizia nel senso di storia d'amore in realtà, quindi un eufemismo, oppure quando si dice le amicizie per intendere gli amici, il giro di amici. Il dizionario propone quindi le varie soluzioni con alcuni esempi. Direi che è molto semplice, molto lineare e anche molto intuitivo. Diciamo così, se un limite vogliamo dare, un piccolo, non dico difetto, ma appunto un limite c'è di questo dizionario è che diciamo propone naturalmente i termini di uso nel friulano comune e nella forma grafica, ovviamente, ma così è giusto che sia, ufficiale. Questo significa che avremo una selezione, diciamo così, un po' limitata di parole, cioè alla parola che cerchiamo noi vengono date solo le principali parole corrispondenti in friulano, tra cui noi possiamo scegliere. Proviamo a fare invece il percorso inverso, cioè noi abbiamo un testo, una parola in friulano e vogliamo trovare la corrispondenza italiana. Prendiamo per esempio la parola cur, cioè cuore, nell'accezione normale, d'accordo? Scriviamo, ovviamente cur si scrive con l'accento doppio sulla U, possiamo inserirlo direttamente noi dalla tastiera oppure sceglierlo tra i caratteri speciali. Cur, ovviamente dovremo selezionare la versione dal friulano, l'italiano a questo punto. Ecco, in questo caso vediamo invece che il dizionario ci propone non la traduzione contestualizzata come faceva dall'italiano al friulano, ma ci propone una serie di possibili traduzioni che poi noi dobbiamo andare a individuare una per una. Quindi cur può essere inteso in senso astratto come amore, in senso concreto come cuore, può essere inteso anche come coraggio, d'accordo? Oppure tante altre espressioni. Sotto abbiamo anche delle locuzioni, per esempio attac di cur, attacco di cuore, per esempio, bon cur, buon cuore, una persona di buon cur, e così via. Chiappacur, quindi prendere coraggio, diventare vigorosi, gagliardi e così via. Quindi quando noi dobbiamo tradurre cercare una parola, chiedo scusa, dal friulano all'italiano, non abbiamo la casistica, diciamo, abbiamo una serie di opzioni tra cui scegliere che ci rimanderanno alla versione dall'italiano al friulano. Per esempio, scegliamo cur nel senso di coraggio ed ecco che ci riporta, vedete, alla versione dall'italiano al friulano. Ed eccolo qui, cur, coraggio. L'Arlef nel suo sito tra gli strumenti non ci propone solo però il dizionario, d'accordo, ma tutta una serie di altri strumenti. Per entrare è molto semplice, non ci soffermeremo tanto, diamo solo un'occhiata. Per entrare, dicevo, è molto semplice, basta sempre nella pagina iniziale del sito cliccare in alto a destra dove c'è il menu e vedete subito che in fondo a sinistra, ecco qui, abbiamo gli strumenti linguistici e c'è appunto il Gran Dizionari Bilingual Talian Furlan, quindi torniamo diciamo allo strumento che abbiamo visto un attimo fa. Ma abbiamo anche una app, abbiamo il fondamentale, il correttore ortografico, ne parleremo dopo,
abbiamo la tastiera in friulano, tastiera anche per smartphone. Quindi abbiamo, diciamo, gli strumenti fondamentali per lavorare col computer o con il cellulare, sia per cercare la parola giusta, sia per correggere eventuali termini. Questo per quanto riguarda naturalmente il servizio offerto dall'Arlef, che è in questo momento la massima istituzione dal punto di vista, diciamo, linguistico, d'accordo, sul friulano. Ci sono però anche altri dizionari che noi possiamo consultare sempre online. Quello che secondo me è più ricco, più vario, è quello fornito dal CLAP. Basta digitare www.claap.org e questa è la schermata che ci si presenta. CLAP, come vedete, è una sigla, sta per Centro di Linguistica Applicata ed è una cooperativa che si occupa espressamente di servizi per la lingua friulana. Quando noi digitiamo www.clap.org ci si apre la schermata e vediamo sul menu in alto, sulla sinistra, la scritta Impresti, cioè strumenti, clicchiamo e abbiamo appunto i dizionari friulani e dopodiché che ci possa interessare il correttore ortografico. Ma vediamo il dizionario friulano. Si vede già dalla schermata che l'impostazione è leggermente diversa, in realtà funziona allo stesso modo, ma è leggermente diversa perché prima dobbiamo evidenziare e scegliere se operiamo dall'italiano al friulano, come in questo momento, oppure dal friulano all'italiano, cliccando sull'icona. D'accordo? In questo caso noi cominciamo la ricerca dall'italiano al friulano. Dopodiché semplicemente digitiamo la parola che ci interessa, quindi per esempio amicizia, la stessa che abbiamo cercato con il dizionario dell'Arlef, lo cerchiamo qui, CIR. In questo caso anche ci esce sia il lemma fondamentale sia una serie di locuzioni, cioè di espressioni. Cerchiamo amicizia, entriamo nel lemma e qui vediamo che subito la differenza rispetto all'Arlef perché ci propone, oltre diciamo alle parole che sono messe in grassetto, che sono le parole nel friulano comune di uso normale per questo termine, sia una serie di altre traduzioni che sono in qualche modo comunque collegate, perché hanno magari significati affini o perché sono parole usate magari non in area complessiva, ma per esempio in certe zone, però sempre comunque con un vasto uso, quindi non troviamo la parola specifica di quella variante, troviamo delle parole meno comuni semplicemente, ma ugualmente valide e utilizzabili, quindi abbiamo una scelta maggiore. Dopodiché vediamo che diciamo, le opzioni, i valori semantici sono sostanzialmente gli stessi di quello dell'Arlef, del dizionario dell'Arlef, quindi amicizia intesa come sentimento vero e proprio, come buoni rapporti, come storia d'amore in senso lato, oppure in senso collettivo nel senso di amici. In effetti, se noi guardiamo su in alto quelle due righe di spiegazione che ci sono, vediamo capiamo che il dizionario del CLAP è ottenuto dal Gran Dizionari Bilingual Talian Furlan che utilizza l'Arlef, però implementato con il confronto con altri dizionari, quindi appunto è più ricco, ha più opzioni. Oltre ai dizionari, un altro strumento importante sono i correttori ortografici. Anche in questo caso abbiamo sia quello dell'Arlef sia quello del CLAP. Ci soffermiamo solo su quest'ultimo, in fondo poi i meccanismi di funzionamento sono simili. Quindi clicchiamo sempre su Imprest e scegliamo il correttore ortografic. Eccolo qui. Si possono inserire, come vedete, fino a 4500 caratteri. Noi inseriamo in questo caso, non è un traduttore, attenzione, è un correttore, quindi dobbiamo inserire un testo già scritto in friulano. Il sistema ci segnalerà le parole che secondo lui non sono scritte in modo corretto.
Per esempio, posso iniziare a scrivere una frase tipo: la femmine di Pieri e Elade a chiase in macchine. Scrivo macchine con 2 C. Ovviamente noi sappiamo benissimo in friulano non esistono le doppie, però proviamo a verificare. A questo punto controlla il test. Ecco, il sistema ci segnala appunto questo errore, ci dice che la parola macchine è secondo lui un errore. Naturalmente in questo caso ha ragione perfettamente lui, però può essere che una parola, per esempio, secondo lui sia un errore, mentre in realtà non lo è perché noi intendiamo una cosa particolare, un significato particolare oppure un'accezione che non è compresa dal sistema. In questo caso abbiamo la possibilità anche di aggiornare, di adeguare noi il correttore nel nostro utilizzo. Naturalmente il correttore orthographic, come tutti gli strumenti di questo tipo, è uno strumento, diciamo così, stupido, tra virgolette, senza offesa naturalmente per il correttore né per chi l'ha fatto. Ma è stupido in che senso? Nel senso che il correttore funziona che semplicemente individua le singole parole e ci dice se sono scritte in modo giusto o sbagliato. Il correttore non può sapere cosa noi intendiamo scrivere e quindi non ci sa dire con certezza se l'intera espressione così come noi l'abbiamo scritta è giusta o sbagliata. Per cui una parola che magari apparentemente è giusta, nel contesto che serviva a noi invece è sbagliata o viceversa. Cioè una parola il correttore ce la segnala come errore, mentre in realtà in quel contesto non lo è. Prendiamo in italiano per esempio la parola medico. Medico ha 2 significati in italiano, naturalmente. Come sostantivo indica la professione, quindi la figura, la persona, quella che normalmente chiamiamo il dottore. Però medico è anche un aggettivo e quindi significa che riguarda la medicina. In friulano le 2 accezioni hanno 2 traduzioni diverse, perché il medico come persona è il miedi, ma medico come aggettivo è medic. Ora proviamo a vedere cosa ci dice il correttore ortografico. Immaginiamo di aver trovato la parola medic su un dizionario e abbiamo visto che significa medico, perciò la usiamo e scriviamo che il medico ha fatto una visita al malato. Ecco qui, il medic ha fatto une visite. Se noi chiediamo di controllare, per lui è corretto. Perché? Perché la parola medic esiste e infatti lui ha ragione, esiste, ma non in questo contesto. In questo contesto noi dobbiamo dire il miedi ha fatto une visite. Questo esempio ci serve perché? Perché dobbiamo sempre ricordarci, ma questo non vale solo per il friulano, vale per qualsiasi lingua, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione ci aiutano fino a un certo punto, poi deve comunque subentrare la nostra attenzione, quindi non possiamo abbandonarci allo strumento elettronico. Lo strumento elettronico è un aiuto, ma dobbiamo sempre avere la testa, il cervello sveglio. Dobbiamo capire quello che vogliamo scrivere, cercare le parole giuste. Il correttore ci può venire in soccorso, naturalmente, per qualche dubbio, per qualche incertezza, ma non ci risolve tutti i problemi. D'accordo? Quindi, soprattutto quando abbiamo fretta, ci può scivolare, può succedere che prendiamo per buono la prima cosa che troviamo. Invece no, ci vuole un attimino di pazienza, un attimino di controllo. In chiusura, tra i vari strumenti elettronici a nostra disposizione, ricordo c'è anche proprio un traduttore online che è fornito dalla Serling, dalla cooperativa Serling. Quindi basta andare sul sito www.serling.org e troviamo, vedete questa slide individuato, un traduttore che si chiama Iude. Si tratta comunque di uno strumento certamente utile, ma diciamo di accesso un momentino meno immediato perché richiede una registrazione e per traduzioni superiori a una certa quantità anche il pagamento di una quota e naturalmente richiede dei tempi di attivazione. Beh, comunque tra
Dizionari cartacei e online e correttori, diciamo un primo aiuto ce l'abbiamo già, poi possiamo appunto accedere, come abbiamo intravisto così velocemente, ad altri strumenti quali appunto la tastiera, il traduttore e altri sistemi diciamo operativi che ci permettono di facilitare l'utilizzo della lingua friulana. Però ricordatevi che a monte sempre ci deve essere la testa, altrimenti gli strumenti non servono a niente. Mandi e bentornas. Allora, che altre volte vi intaccata vi di i verb su cimuca funzioni, vi vedo la forme positive, cioè la coniugazione normale dal verb, no? E vi fate attenzione a une robe. Se si pensais che il verbo è sempre preceduto da un pronom personale che alle disin impui rispetto al italiano, per esempio, no? Che non si dopre. Io o soi, tu ses, lui al e, no? Al scritto staccato, al e via discorrendo i chichi. Voi vi daremo dos robis invece per completare il discorso i verbi. Comunque si fa la forma negativa e comunque si fa la forma interrogativa. Benon, come vi ho detto la slide dalla forma negative. Vi ho detto che dalla forma negativa semplicemente si mette davanti al verbo, si mette il no, no? Il no. Io no soi tu, no tu sei, se via discorrendo. I notin una piccola particolarità che poi non è tan piccole. Quando si mette il no, la negazione, automaticamente assaltin che i pronoms personali doplis che vi avevo detto che 3 volte. Quindi io no scrivo, io no chiali, voaltris no scrives e via discorrendo. Con un'eccezione, anzi con due eccezioni. La prima è che il pronom personale dopli al resta alla seconda persona, cioè non si dice tu no sas o tu no scrivi, ma tu sas, tu no tu scrivi e via discorrendo. Tu no tu chialis e via così. La seconda particolarità è che sulla terza persona mascoline, quindi lui, la negazione no si che si giunte col pronom e a forme una parole disignove particolare che è nol, con la L finale. D'accordo? E che vi ho detto sempre alla slide che si esempi. Lui nol è, lui nol ha, lui nol chiale, lui nol sint, lui nol scrive. Quindi queste piccole particolarità quindi impensassile. Si mette sempre la negazione il no davanti e con che la saltin i pronoms personali doplis. Eccezione, la seconda persona il tu e la terza persona ma nome al masculino che si dopre nol. Particolare invece è la forma di fa l'interrogazione, perché il furlan si comporta non come l'italiano, ma in una maniera che un po' che riguarda il francese o l'inglese in qualche maniera, d'accordo? Cioè succede una roba di quel tipo qui, che il pronom personale dopli, che di solito è davanti al verbo, quando si fa una domanda si sposta dopo il verbo, si tacche e a forma una parole nuove. Facciamo un esempio come che vedete dalla slide. Mangis tu, allora tu mangis, diventa mangis tu. Chiali al chiale, al diventa chiale al, cioè che al diventa chiali al. O savin, al diventa savin o, quindi savino, d'accordo? Questa è una particolarità del furlan, è una forma che si è sviluppata storicamente tanti in Pindaur e dunque in qualche maniera è conservativa, cioè le forme verbali davanti ai pronoms sono forme un po' vecchie e quindi è possibile qualche differenza rispetto alla maniera di che dopring normalmente il verbo no. Mi spieghi meglio con un esempio. Se capisci il verbo essi o sei, cioè essere, si dice lui al e, ma la domanda non è al, la domanda è isal, perché che
Queste forme, come che dite, è una forma che nas tan tempo in daur e dunque chiama per riferimento una forma arcaica verbale, d'accordo? Quindi lui ha le, però la domanda è le isal. Queste maniere di fare le domande è tipica dal Furlan, quindi una forma interrogativa propria, con l'inversione dal pronome, che si dopre sempre quando si fa in domandis direttis, per intendersi quando si scrive con le sclanfutis, cioè le virgolette, oppure dei pons e la lineute, che domande, sempre per capirsi bene, che quando si scrive dopo si mette il pon di domande. La domanda dirette. Invece tra la domanda indirette non si adopera queste formule, ma si torna ad adoperare la maniera normale di esprimersi, come che succede anche per italiano. Dunque, la domanda diretta sarà Isa lui Pieri? Dalla domanda indiretta invece mi vengono robe tipo Meni mi ha domandato se alle lui Pieri o anche Meni mi ha domandato se lui a lei Pieri. Quindi in quel caso vedete che non è l'inversione. Nome, l'inversione si dà per nome, des domandis direttis. Si fermi qui per voi con la grammatica, però facciamo un esempio pratico di uso della lingua furlane. Allora, vi ho detto una volta, c'è molto impostare una lettera, d'accordo, di risposte a un che si lamentava per una strada. E vi ho detto, c'è molto volta per furlane un avviso alla popolazione, come proviamo a vedere invece, c'è che si può buttare giù per furlan un comunicato, una informazione dunque destinata per esempio alla stampa o alla comunicazione su un sito internet del comune, dove si vise la popolazione di ciò che si da ora fa. Che per esempio un articolo, un comunicato stampa che viene fuori effettivamente che i teams dalla regione perché la regione ha approvato una nuove norme, una nuove robe e è stato fatto un piccolo comunicato che è stato pubblicato sul sito della regione, naturalmente è stato mandato ai giornali. Il test partagliano al DIS, la terza commissione del Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento per le comunità per i minori che stabilisce i criteri per l'iscrizione delle strutture in un apposito registro. No, lo voltin per Furlan, podin provare a voltarlo in queste maniere. La terza commissione dal Consiglio regionale ha approvato perché il soggetto è la terza commissione che è femminile, dunque la forma della terza persona per il femminile è a, evio, te, chiale, e sint, e a, d'accordo? Il nuovo regolamento per le comunità per i minori, che al fissa i criteri per iscrivere le strutture in un registro apposte. Altre piccole particolarità che vi ho detto, io ho adoperato le preposizioni articolate in maniera distaccate. Venga stai il nuovo regolamento per le comunità. Esiste anche la maniera di fare la preposizione articolata invece in forme taccate, quindi varrei potuto dire il nuovo regolamento per comunità per i minori. Si può scegliere l'una o l'altra strada, non è una giusta e una sbagliata, sono permettute tutte e due, dicono che il furlan poi curato, poi ricerchiato, al preferis la forma ugnule, dunque pes, d'accordo? Però è anche vero che dal furlan di us poi comune è più facile sentire parlis o palis che no pes. E dunque io preferisco scegliere la forma che è più comune perché si capisce più facilmente di tutti. Il comunicato al continuo è disint c'è che sono i comments dai personaggi, dai esponenti politici. Il vicepresidente Tal dei Tali ha sottolineato che il documento è frutto di 1 anno e mezzo di lavoro con un confronto continuo sul territorio. Il vicepresidente Tal dei Tai l'ha evidenziato, in questo caso, in quel caso chi, scusate, l'ha perché è mascolino il vicepresidente, non c'è al e al scrive. Il vicepresidente l'ha evidenziato che il documento è il risultato di 1 anno e mezzo di lavoro con un continuo confronto sul territorio.
Il documento precedente, ha spiegato l'assessore tra l'altro, risaliva agli anni 90 e prevedeva solo una sequenza di autorizzazioni sulla base delle differenze delle rette da versare e dei servizi fondamentali che venivano erogati. Chi vi dunque una dichiarazione diretta, no? Con tanti clanfutis per evidenziare. Allora, proviene a volte anche queste. Il documento di PRIN, quindi precedente, invece di metti precedente che è masse disinformal, questa è una dichiarazione diretta, dunque non è un termine di interesse ufficiale, no? Podendo dunque un linguaggio che non sia di masse e basta, perché comunque al cercare un assessore, un vicepresidente, però neanche una roba tan formale, perché è una dichiarazione, quindi sono paraulis. Il documento di prima, l'ha detto l'assessore, agli era stato fatto in gli anni 90 e al previo deve dome una schirie di autorizzazioni, una schirie, per dire una serie lunghi, no? Una schiera, una fila, sulla fonte dalis differentis, dalis retis di paià e dai servizi fondamentali che avvenivano fornis. Anche qui vi dico che io ho dopri la preposizione articolate separate e non che ugnule, se no avresti potuto, dut cas, scrivi sulla fonte des differentis, des retis di paià e via in avanti. Naturalmente per scrivere una roba del genere viene in pensarsi di tutto anche ciò che viene ascoltato, imparato, spuntate precedenti, dunque si fa, in particolare si fa il plural, no? Giuntan la S senza tirare via nuie, quindi per esempio furnis, si lascia la T davanti alla S, invece le parole scan la L a fare il plurale in I, anche in quel caso se la vocale prima aveva l'accento doppio, il resto lo dite più tutto, quindi ci viene fondamentali, con l'accento doppio per sorre da là, perché sei fondamentale. Per il resto mi pare una traduzione a volte semplice, facile di fare e podin fare proprio con aiuto dal traduttore o se no poi semplicemente dal dizionario e dal correttore ortografico. Bene, con queste comunicazioni dalla regione di non sai qualche tempo fa, si salutin e si dia appuntamento alla prossima puntata e la prossima ormai sin da ora finì perché la prossima è la numero 9 mi pare, dunque si chiama un po' di pazienza e dopo i podin fa feste e fa il lick-off per aver finito il corso, d'accordo? Stemmi ben tutti, mandi di Claudio Romanzin.